fine dell'anno, buon anno e speriamo che i giornali possiamo ricominciare a leggerli comprandoli in edicola. Buon anno anche a te, e a voi invece voglio uscire dal quotidiano. Mi lascio andare al Settecento con il rondò veneziano. Eccomi qui felicemente sprofondato in queste delizie, fra queste graziose damine. Tu di che anno sei? Uno dopo il 72 perché lei era moscia. Lei era moscia, allora ti sei ammosciato l'anno. Pazienza, del 72. Tu di che anno sei? Del 65. Tu? 70. 70. 71. Ma nessuno è del 600 qui, no? Mi hanno detto il rondò veneziano, sono del 600, non so, tu? 71. 71, sì. No? Siete quasi minorenni. Tu col piffero lì cosa fai? Oboe. 66. 66. Poi abbiamo i damoni, come serio che ragazzo. Tu di che anno sei? 67. Ah, sei un vecchione, tu stai attento. Tu? 69. Ah, bene, meno male. Siamo a posto, ho chiesto l'età a tutti, Oh, come mai non ti ho chiesto l'età? Tu sei proprio Io sono autentico? dell'82 e ho 10 anni, sono un bambino prodigio. No, non è vero, sono No, sei un bambino 68. prodigio, non so che li porti malissimo, perché uno a 10 anni così sei rotta. C'è un No, signore che ci guarda strano, ma chi è quello lì? Io non ho capito bene, si veste in un modo assolutamente inusuale. Cos'è? Uno del 2000? Non l'abbiamo invitato noi. Voi non l'avete invitato, ma secondo te di che anno è quell'uomo lì? Di che anno sarà? Sarà del 600, del 700. È autentico allora. Io ho paura quasi a toccarlo che mi si rompa, sai, queste cose antiche, andare lì, tappa, io ci vado. Però vorrei sapere un'altra cosa. Secondo te quante ore al giorno passa al trucco per ridursi così? Ma è ridotto, insomma. È ridotto bene. Beh, tanto 10 anni, una che 10 anni non può capire molto, fuori da ogni scherzo, è Giampiero Reverberi in piedi. No, quando dico voi in piedi però, tutti in piedi, anche i damoni. E io così mi posso sedere. Dunque, si era detto che sono del 600, cioè quando avete iniziato eravate del Beh sì, ormai sì. Sono passati 12 anni, siamo entrati nel 700 con il rondò veneziano. Giampiero, tu hai iniziato questa cosa per scherzo forse? No. Era uno schiribizzo artistico? Sì, non era uno scherzo, senza dubbio no, però diciamo che era un esperimento, questo sì, ecco. Poteva essere uno scherzo se fosse finito subito, ecco. Era un brutto scherzo? Sì, sarebbe stato un brutto scherzo. Invece è stata una cosa. Io intendevo scherzo per così una cosa divertimento, un po' sfiziosa, ecco. sì, divertimento, un divertimento. Il divertimento devo dire che lo è ancora, perché mi diverto ancora a farlo, ci divertiamo a suonarlo e spero che si divertano anche ad ascoltarlo. Qui c'è il disco che testimonia che è iniziato tanto. Ecco, com'è è scritto, a parte Giampiero Reverberi, se leggete nel retro del disco è scritto in inglese. Qui non si fidano più dell'italiano per comunicare. No, beh, diciamo che essendo un disco previsto anche per il mercato internazionale hanno preferito mettere l'inglese sperando che ormai lo capiscano quasi tutti, insomma. Ecco, qui ci sono tantissimi brani. Loro cosa eseguono? Questi rondò veneziani giovanissimi, questi ragazzi sono professori d'orchestra, Sì, musicisti, tutti diplomati, sì. Poi dopo vi chiedo il diploma la prossima volta, adesso credo sulla parola. Quale brano vanno Stagioni di Venezia. Stagioni di Venezia. Io questo va bene per tutte le stagioni, io vi auguro buon anno, Buon anno. No, dite al 3 buon anno, vediamo se si sente. 1, 2, 3. Buon anno! Poi, detto dai rondò veneziani, sembra una cosa incredibile. Io adesso lo lancio anche in Inghilterra, tanto è scritto in inglese. Prendetelo. Ok. Colpito.
il Classifica Show ci sono i rondò veneziano,